Crociera della musica, arte e cultura napoletana. Si continua con la navigazione verso... Ah no, non vi avevamo svelato dopo Palermo quale porto stiamo raggiungendo. Ed allora seguite questa puntata, perché è giunto il momento di svelarvelo. Da poco siamo saliti a bordo, eppure già abbiamo vissuto così tanti momenti da segnare nel nostro diario. Le pagine iniziano a diventare tantine e da qui alla fine chissà quante altre ne scriveremo, quante note passeranno sugli spartiti dei nostri artisti. Quando si dice che vivere sul mare è tutta un'altra realtà, non è come stare sulla terra, è vero. Qua anche le amicizie, il confronto con i colleghi cambiano completamente. Non esistono più primati in classifica, esiste un rapporto di amicizia, di fratellanza, tutti uniti in un unico scopo. È una settimana meravigliosa all'insegna dell'amicizia e della cultura. Due termini che sono i cardini di questa 16ª edizione bis. L'amicizia, quella di tante persone che stanno viaggiando insieme e magari prima non si conoscevano neppure, ora invece organizzano momenti di svago da vivere insieme. La cultura, quella che a bordo della nave sta facendo il giro del Mediterraneo, quella che vuole esportarsi ma anche specchiarsi nelle similitudini o nei luoghi che toccheremo. È sempre bello portare musica in giro e sapere appunto di avere l'opportunità di portare la tradizione napoletana a un pubblico che viaggia, che è interessato. Ma ora è giunto il momento di svelarvi dove la prua della nostra nave sta puntando. Il porto che ci attende è quello di Ibiza, una delle isole delle Baleari più note, perfetta per lo sport all'aria aperta, un tuffo a mare o semplicemente per fare aperitivo davanti ad un panorama unico. Ma attenzione, ad Ibiza ovviamente insieme a noi attraccherà anche la cultura napoletana. Curiosi di scoprire come? Noi siamo felicissimi di avere questo mix di cultura, possiamo dire, perché sono tante sfaccettature della nostra cultura e noi siamo felicissimi, fierissimi di avere appunto un cast così ricco, diverso, ma che arriva tutto dritto al cuore dei nostri ospiti.